Ma guarda. Che amore! È tutta bianca. E che pelle liscia! È paffutella, verrebbe quasi da mangiarla a morsi. Tonda tonda! Senti, non ti ricorda? Altro che... Ma perché? Lo sai, non è da te. Fammi un sorriso che prenda l'aereo con me. Questo nostro addio è solo un lungo ciao. Si accomodi. Perché sono qui? Stiamo indagando su un caso e ho bisogno di farle alcune domande, nient'altro. Che genere di domande? Questa è una sua foto insieme a Riccardo Russo, fatta 2 settimane fa. Che rapporto c'è tra lei e il signor Russo? Non posso rispondere. Non può o non vuole? Non voglio. Formano con la capitale Bujumbura un triangolo legato da una strada. Bene, il nostro deposito di medicinali è qui, nella prima missione. Sì, grazie. Grazie. Allora, Anna, Burundi, Burundi. nell'occhio del ciclone. Sei davvero sicura di volerci andare? Sicura, è proprio quello che voglio. Ispettore Guerra. Nicola Ravelli, molto piacere. Matteo viene subito, mia moglie è andata a chiamarlo. Posso sapere di cosa si tratta, signore? Allora, questa donna che era nella foto che le ho mostrato, questa donna che adesso è morta, era una sua paziente. Piano, Sì. E lei non ha voluto dirmelo prima per non violare il rapporto fiduciario fra paziente e dottore. Perché? Cos'è cambiato? Perché penso che Riccardo Russo abbia ucciso quella donna. Perché gli ha creduto? Faceva uso di droga. Ho cercato di aiutare anche lei, ma non ha voluto. Così quando Riccardo mi ha detto che la moglie era morta per overdose. Gli ha creduto. Signor Guido! Signor Guido! Si svegli! Sua moglie! La prego, si svegli! Si svegli! Che succede? È successo qualcosa. Dov'è Maddalena? Di là! Dove? Di là, in salone! Maddalena! Sì, lavoro qui da tempo. E ho visto la signora. Allora sono corsa di là, in camera da letto, che ho svegliato il signor Guido. Signor Buzzoli, mi dispiace, io capisco che il momento non... però avrei bisogno di farle qualche domanda. Prego. Lei proprio non ha sentito niente? No, avevo preso dei sonniferi. Soffro di insonnia e senza pillole non riesco a dormire. Secondo lei sua moglie aveva, non so, sorpreso un ladro o magari potrebbe esserci qualcuno che la odiava? No. Non aveva mai fatto male a nessuno. Però lavorava in tribunale, giusto? Mi scusi, capitano. Non ho proprio la testa per rispondere. Grazie. Lei chi è? Tommaso Ruggeri. Ruggeri, ma è papà Nick e Paola? Io credevo. Sì, quello che tutti credevano fosse morto. È una storia lunga da raccontare. Vede, padre, se mi fossi svegliato anch'io, forse Maddalena non sarebbe morta. Non è stata colpa sua. Sì, lo so. La mia vita è tutta al passato ormai. Ero un discreto atleta. Sono stato un marito fortunato. E ora non sono più niente. Va bene, mettila via ora, non è il caso che la vedano tutti. Tanto non ci vede nessuno. Cosa devo fare? Semplicissimo. Entri dentro, lo fai secco e vieni via. Ma tu chi cazzo sei? Fermo! Non mi sparare. Non mi uccidere. Senti, ma io non ti ho mai visto. Che ti ho fatto? E adesso giù! Sì, sta bene. Stai giù, stai fermo! Sì. Fermo. Sì.
Prendi i soldi e via, ti prego. Se per via non ci vedremo mai più, te lo giuro. Ti prego, ti prego. Prendi i soldi. Proprio a Paola. Io sono vecchio. Io devo morire. Triste ma perché? Lo sai, non è da te. Ed ora, signori, una gradita sorpresa. Un duello di dame. E non sono come i nostri del lago. Si lasciano cullare dalle onde. E se ci sorprendesse? Siamo in casa sua. Ma io vorrei che ci sorprendesse. Perché vorrei amarti alla sua presenza. Conte Bassini, buonasera. Signore, voi avete un naso? Beh, un naso grandissimo, l'ho detto. Noi guardiamo che ci siano tutti i soldi, che non siano falsi, che siano delle più svariate serie. Qualche topo di pagliericcio, una corda di campanario.